alla consegna di questi premi, una giornata bella ad Agrigento dove c'era la consegna dei premi, e io pubblicamente al Teatro Pirandello al presidente Schifani ho chiesto le sale per le nostre aziende, perché sapete, a parte l'acqua, i cambiamenti climatici e tutto quello che quotidianamente noi ci imbattiamo, abbiamo un problema di viabilità nelle nostre strade. Infatti qualcuno mi dice: ma dovevi dirlo proprio ora? Sì, perché noi le cose le dobbiamo dire, noi parliamo con la politica, parliamo quotidianamente, abbiamo dei giusti interlocutori, non mi stancherò mai di dirlo, in primis il presidente Schifani, l'assessore San Martino, i funzionari dell'assessorato agricoltura, ma quello che dobbiamo dire lo dobbiamo dire, perché poi in campagna la mattina ci siamo noi, ci siamo noi imprenditori, ci sono le nostre maestranze, e devo dire che non è un periodo bellissimo per l'agricoltura. Immaginare di fare produzione di qualità, oggi è la giornata, grazie all'assessorato dell'agricoltura, dell'olio e del vino, ma quando manca un bene primario, l'acqua, quando ci arrivano le bollette dei consorzi di bonifici per pagare l'acqua, l'aria che arriva e non l'acqua, quando assistiamo a una riforma dei consorzi di bonifica che solo per un problema politico non viene approvata, e allora noi a questo gioco non ci stiamo, dobbiamo dirlo in tutte le sedi, caro commissario Gianraputo, caro amico mio Tonino Russo e cari amici miei tutti, dobbiamo dirlo in tutte le sedi, perché con gli amici andiamo a cena, forse, ma quando ci ritroviamo e ci sono le occasioni per dirle, non le dobbiamo mandare via. C'è un comparto importante, il settore agricoltura è un settore primario per la nostra regione, tutto parte dall'agricoltura, non abbiamo un terziario. Sono d'accordo, basta cambiare il codice Ateco, ma cambi il codice Ateco facendo agricoltura, imbottigli la salsa, hai un codice Ateco, puoi andare alle attività produttive, ma per fare la salsa ci vuole il pomodoro, e il pomodoro lo fanno gli agricoltori, tutto parte dall'agricoltura. Io l'altro giorno, proprio in questo premio che c'è stata una bellissima giornata, una bellissima iniziativa fatta dall'onorevole Savarino, i premiati, ma alla fine si partiva dall'agricoltura, e oggi non si può fare agricoltura senza l'acqua, senza le strade, senza il supporto dell'università, diciamo pure, professore Inglese, grazie per la sua presenza, perché i tempi dell'agricoltore con le mani grosse e la testa fine lasciano il tempo che trova. Oggi ci sono delle nuove tecnologie, c'è uno sforzo del nostro presidente Gianzanti quotidiano, da presidente di Colagricoltura a presidente del Copacogena, ci sono tutta una serie di misure, agricoltura 4.0, agricoltura 5.0, poi qualcuno nel governo nazionale pensa che il credito ottenuto con la 4.0 non è scomutabile dai contributi agli operai, siamo attenti, perché lì significherebbe fare dei passi indietro, e delle barricate come Colagricoltura stiamo facendo, quindi siamo attenti anche a questo, perché significa andare avanti per andare indietro. E allora su queste cose, sul supporto dell'università, degli enti di ricerca, gli altri assessorati, perché non tutte sono d'accordo con lei, dottore Di Matteo, può essere agricoltura, attività produttive, oggi un settore importante, guidato bene dall'assessore Edita Mario, che non è potuto venire, le confermo, perché l'avevo sentito essere negli Emirati Arabi, potrebbe raggiungerci il dottore Galtabellozza per un impegno tale di come lei diceva. E allora oggi l'agricoltura è fondamentale per il nostro territorio, per i nostri figli, perché qua il rischio è che ipotechiamo il futuro dei nostri figli. L'accesso al credito, io credo che sia una cosa fondamentale. Non possiamo immaginare di fare impresa se non abbiamo i giusti interlocutori nel mondo bancario. Assolutamente no, amico mio Maurizio, la nostra convenzione nazionale che abbiamo fatto a Milano non più di un anno fa è finalizzata a questo. Come il mondo delle assicurazioni. Quest'anno nella finanziaria l'assessore San Martino non l'ha detto perché ha detto altre cose, immaginano di prevedere almeno 5 milioni come contributo in conto capitale per le assicurazioni, perché spesse volte, ahimè, è più facile prevenire che pagare danni. Voi immaginate una siccità quanto danni crea. E allora l'assessorato, devo dire, con lungimiranza sta immaginando dei fondi per venire incontro all'agricoltore
e dare un contributo in conto capitale per le assicurazioni, perché il futuro è questo. Perché il futuro è questo, perché il nostro agricoltore non assicura? Perché non crede alle assicurazioni? No, vi devo dire, perché costano le assicurazioni. Io a inizio stagione immaginavo di assicurare un vigneto, non di grandi quantità, di quanto volevano di assicurazione gli potevo dare il vigneto stesso. E quindi poi alla fine l'agricoltore non funziona, perché chiaramente poi le imprese assicurative sicuramente non sono imprese agricole, non mi fate dire altro. E allora su questi temi quotidianamente la nostra grande famiglia, e mi ripeto e mi sforzo di dire, la nostra grande famiglia deve lavorare con il sacrificio, perché poi lo facciamo tutti per spirito di servizio. Io mi ritrovo, io con i miei vicepresidenti, con la mia giunta, che lasciamo le nostre attività e le nostre professionalità proprio per dare risposte ai nostri imprenditori e ai nostri agricoltori. E dobbiamo stare vicini anche alle istituzioni, perché non basta tirarci addosso, perché alla fine non premia nessuno. Devo dire, anche negli assessorati, negli uffici fanno un lavoro enorme, sono sottodimensionati, ed è più volte che alla politica abbiamo chiesto: vi aiutiamo noi, come lo abbiamo fatto con le convenzioni col carburante agricolo, potremmo farlo con tante altre attività che passano comunque dai CA e dai nostri uffici. E allora di lavoro ne abbiamo. Se io ho accettato di buon grado la volontà unanime dell'Assemblea stamattina di comprare qualcuno, perché ce l'ha, e di continuare al lavoro assieme ai miei presidenti provinciali, vedo Giuseppe Accolia davanti, vedo il presidente di Ragusa, vedo il presidente di Siracusa Ferla, vedo i commissari di Trapani, vedo il commissario di Messina. Ecco, assieme a loro vedo il direttore di Caltanissetta Natale Gentile e i delegati. Ecco, con loro, assieme a loro dobbiamo fare questa grande battaglia, e la facciamo di concerto all'università, all'ordine degli agronomi, non lo dimentichiamo. Io ringrazio Silvia Martinico, neopresidente di Palermo, che oggi è presente, e con tutti voi che avete il sacrosanto dovere non solo di lamentarvi, ma di telefonarci, di sottoporci problemi, di starci vicino, perché da soli questa grande sfida la possiamo vincere. Vi ringrazio